La squadra speleo alpino fluviale del distaccamento di Tolmezzo è stata attivata per la ricerca ed il soccorso di un cane caduto in un canalone nei pressi del Rio Budolor nel Monte Rizzat in comune di Preone. I vigili del fuoco si sono incontrati a valle della zona di ricerca con il padrone dell'animale che comunicava che il cane era dotato di un collare con segnalatore GPS che però aveva smesso di funzionare. Dopo aver valutato la situazione e considerati i tempi di risalita per raggiungere l'animale, il responsabile della squadra, essendo a conoscenza che l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Venezia era in zona per un addestramento, ne ha richiesto il supporto. Ricevuta la richiesta e l'ultima posizione del cane, segnalata dal GPS, i piloti dell'aeromobile Drago 149 hanno eseguito una ricognizione sul punto indicato, individuando l'animale. Successivamente sono atterrati in una radura dove erano in attesa i vigili del fuoco tolmezzini e dopo averli caricati sul velivolo li hanno trasportati nella zona dell'avvistamento e calati con il vericello assieme agli soccorritori, facenti parte integrante dell'equipaggio dell'elicottero nei pressi dell'animale. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto ad imbragare il cane e issarlo a bordo del velivolo, per poi ritornare nella radura dove era in attesa il padrone. Per il padrone e l'amico a quattro zampe tutto bene, quello che finisce bene. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti